Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, martedì 31 marzo, puntata 1, 2, 3 e al quarto mettiamo Francesco, buongiorno. 4, 5. 6, 7. Esatto. Come stai? Come va? Benissimo, giornata meravigliosa, proprio momento Spettacolare. storico spettacolare. Daniele dice buongiorno, se stasera palestra fosse decisivo per andare ai mondiali sarebbe bello. Tra l'altro è stato convocato, escluso Scalvini. Sì. E invece Davide dice ciao ragazzi, notifica su YouTube ricevuta Meno male, regolarmente. aggiungo. Meno male. Meno male che lo ha convocato, cioè sarebbe stata una follia totale non farlo, ecco. Buongiorno Domenico, Diciamo. Marco, non offenderti, ma non mando in visione quello che hai scritto, perché non lo mando. Perché Luca Di Leonardo è estremamente superstizioso, proprio estremamente. E vabbè. Anche esageratamente direi, però è così ragazzi. Sì, C'è sono d'accordo. poco da Sono fare. d'accordo. Anche esageratamente, bravo. Sì. Vabbè, Hai detto bene. Hai detto Quando bene. sbatti contro il muro 10 volte e l'11ª dici mi Vero? pare che non mi avvicino al Ma muretto. paresci, come dicono ad Alghero. Ecco, vedi, Marco, l'hai capito, perfetto. Ciao Pier Giorgio, ben trovato. Allora, cosa possiamo dire? Iniziamo dicendo domani allenamento a porte aperte per il Cagliari ad Assemini, quindi chiaramente per chi può è giusto andare a vedere l'allenamento, insomma, vedere un po' questa settimana come il Cagliari si preparerà per l'importante sfida di sabato. Ricordiamo alle 15 al Mapei Stadium, Sassuolo Cagliari, settimana direi più che importante, vediamo se ci saranno dei recuperi, mi viene da ipotizzare Borrelli su tutti, e poi vediamo anche come ritornerà Kilixoy magari dalla nazionale, vedere un po' se sarà riuscito a entrare un po' più in forma, perché mi pare che da questo punto di vista sia fondamentale avere gli attaccanti al 100%, anche perché bisogna segnare. Sì, soprattutto E magari poi... anche non subire gol, ecco, anche quello sarebbe cosa buona e Sì. giusta. Male non sarebbe. No, soprattutto viste anche le difficoltà di Borrelli a tornare a disposizione, perché ancora durante questa settimana Borrelli si sta allenando in personalizzato, il che vuol dire che verosimilmente forse al massimo sarà portato in palestra, lapsus. Ho letto palestra e quindi ho detto palestra. In panchina a Reggio per la partita col Sassuolo, così magari da averlo di nuovo abile e arruolato per lo spareggio decisivo con la esatto. E niente, quindi fondamentalmente diciamo bisognerà un po' capire Kilixoy, che oggi gioca, ricordiamolo, in Croazia con la Turchia Under 21, è stato retrocesso in qualche modo dalla nazionale A dopo non essere stato inserito in lista nella partita insomma della semifinale playoff, fondamentalmente per appunto per i mondiali.
e quindi ha trovato ospitalità, diciamo così, dalla nazionale del 21, dove era stato finora in questo inizio di stagione, in questa prima parte prima parte e mezzo oramai di stagione, da quando è arrivato al Cagliari, perché non aveva mai giocato con la prima squadra, insomma non era stato convocato con la prima squadra. E Obert gioca, o comunque insomma stasera c'è Slovacchia-Romania, amichevole che non conta nulla perché sono entrambe eliminate ai playoff. Esatto. Anche questo è incredibile, queste amichevoli sul nulla praticamente. Vabbè, le TV regnano e dominano su queste Anziché farlo rientrare cose. prima, che sarebbe stato più utile sicuramente. Vabbè. Vabbè. Mentre Sulemana era in panchina, quindi non ha giocato nella partita tra Germania e Ghana, e quindi comunque anche questa magari è una notizia buona per Pisacane, che sì è vero l'ho visto andare via, ma alla fine non ha giocato, quindi non si è affaticato. Idem Caprile, che anche oggi va in tribuna, e non c'erano dubbi, diciamo, in merito, mentre appunto hai detto di Palestra che è stato fino all'ultimo in bilico per la convocazione, e poi alla fine, a me giustamente sarebbe stata una follia non portare l'unico giocatore che è in panchina, visto che l'altra follia secondo me è non portare Cambiaghi, che è un altro giocatore di gamba, un giocatore di spunto, di dribbling, Che sa saltare l'uomo che sa soprattutto, saltare visto che non lo fa l'uomo. nessuno. Io sinceramente non capisco anche la logica certe volte di certe scelte da parte degli allenatori. Io non sono un allenatore, quindi non lo so, ma mi sembrano ancora una volta anche convocazioni o comunque scelte volte a, come dire, a conservare il gruppo, no? Cioè questa idea di gruppo, non toccare troppo gli equilibri. Infatti, vedi, proprio su questo. Sinceramente io non lo so, sinceramente io non so quali siano poi le scelte e le motivazioni che poi portino certi allenatori a fare determinate scelte. È un mistero, sinceramente è un mistero. Vediamo. Così come mi stupirebbe anche, o meglio, non mi stupirebbe perché conosco le logiche che abbiamo appena citato, però mi sembra una mezza follia non partire con Esposito oggi. Titolare. Dopo quello che ha fatto vedere a Bergamo, soprattutto perché ti aspetti una partita in cui questi intendo i bosniaci, proveranno insomma, a fregarti il più possibile. Cioè, lo ha già detto ieri Barbarez, tra l'altro, no? Cioè, se facciamo l'1-0 poi mettiamo il pullman davanti alla porta. Esatto. Cioè, devi essere bravo a cercare invece tu di fare il gol. Sarà capace questa squadra? Ma chissà, non lo so. Sinceramente non lo so. Vedremo. Vedremo. Vabbè, tu lo sai, io avrei messo anche Palestra titolare, quindi è inutile stare a ragionare. Sia Piero Esposito che Palestra giustamente meriterebbero la titolarità, però evidentemente ci si affida alla vecchia guardia, pare che la formazione sarà identica e quindi vediamo un po' che cosa succederà. Ecco, ci sono assolutamente le possibilità, perché realmente se non vai per la terza volta ai mondiali e vieni eliminato dalla Bosnia, vabbè, vuol dire che te lo meriti, punto. C'è poco da fare. Sì. È quello che dicevamo l'altra volta. Cioè, è evidente che insomma, le condizioni ci devi sono. andare ai mondiali, cioè, se non hai, Bosnia è giusto non hai nulla a cui appigliarti poi a quel punto, capito? Quindi, cioè, ripeto, poi vabbè, io negli ultimi anni, anche da quando faccio questo lavoro, insomma, con la nazionale ho un rapporto un po' particolare, nel senso che un po' indifferente. Mi interessa il giusto, diciamo così, sì. Però è chiaro che 3 mondiali di fila saltati sarebbe una tragedia
sportivo, ovviamente, ci mancherebbe. Certo. Sappiamo che le tragedie Assolutamente. vere sono ben Sono altre, Come sempre. però cioè, a parte una Harakiri impensabile, cioè, perché veramente sarebbe qualcosa di impensabile, ribadisco. Però vedremo. La partita si deve giocare, quindi Non è così scontata, ma poi vabbè, è lo specchio anche di quello che si vede, parliamoci chiaramente fra. Anche in Serie A ovviamente trovi delle situazioni particolari, forse tanti stranieri, forse mancanza di coraggio, forse ci sarà un cambio di rotta. sì, ma gli stranieri ce li hanno anche gli altri, perché non è che in Liga, in Premier League, in Ligue 1, come si dice, in Bundesliga non ci siano gli stranieri. Cioè, ci sono quelli scarsi, No, probabilmente esatto, in allora, Italia. esatto, sì, ecco, volevo proseguire su questo, probabilmente è la qualità che Hai manca, ecco, capito? questo è Cioè, assolutamente il discorso. Poi, mancanza di eh, coraggio su certe scelte, io ti dico, chiaramente la seguo, ovviamente, non so nemmeno se un'ulteriore esclusione servirebbe a migliorare la situazione. ma Perché no, se realmente ci fosse questa possibilità, dico va bene, fai senza terzo mondiale, però si cambia rotta. Il problema è che probabilmente non si cambierà rotta comunque, quindi a quel punto è meglio vedersi l'Italia ai mondiali, perché comunque i mondiali mi pare che li seguiamo tutti quanti, anche perché, ripeto, è la maggior competizione. Ecco, chi segue il calcio, se non segue i mondiali di calcio, non lo so, che cosa segui fondamentalmente. I mondiali li seguono praticamente tutti. È un discorso populista, sì, però è così. I mondiali li vedi, punto. Non le vedrai tutte, però le partite più importanti le vedi. Ci mancherebbe. Oggi palestra si mangerà a metà Bosnia. Vedi, chissà se, ripeto, entrerà. C'è anche questo rischio, ovviamente. Poi, l'Italia è una nazione di medio livello. Impensabile non abbia la forza tecnica per battere la Bosnia. Se non la fanno sotto, si sfanga la qualificazione. E ci sta. Mi pare che sia corretto da questo punto di vista. E poi non c'è area di rivoluzione, sarebbe già successo dopo due eliminazioni. Peraltro, girone non impossibile se passa Canada, Svizzera e Qatar. Ma allora, innanzitutto che l'Italia arrivi ai mondiali e poi chiaramente lì bisognerà vedere perché ovviamente non sarà la squadra favorita. Anzi, c'è anche il rischio perché comunque Canada, Svizzera e Qatar, per quanto sia un girone semplice, sono sempre nazionali che se la giocano. Ormai non c'è più la nazionale materasso. Pare che quest'anno saranno molte più squadre. Quindi, vedi, intanto l'Italia ci deve arrivare ai mondiali. Poi si vedrà quale sarà la situazione. Magari cambieranno anche le convocazioni. Quindi ci saranno diverse situazioni. Ma prima di arrivare al prossimo ospite, che è un po' in ritardo. è arrivato adesso, si è collegato Ah, ora. eccolo qua. Ah, ok, l'ho visto ora. Allora lo facciamo. Se ci dà l'ok, lo facciamo entrare. Vediamo. Vediamo, aspetta, che lo vedo a metà. Aspetta, proviamo a farlo entrare. Vai. Eccoci qua. Ciao Luca, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno Eccoci Luca. qua. Ecco. Mi sento Luca bene? Scognamillo, attaccante dell'Alghero Calcio. Ti sentiamo bene, tu ci senti? Benissimo. Alla grande. Molto bene. Allora Luca, come si sta da vincitori della promozione con 5 giornate d'anticipo, con un amore in realtà mai sopito da parte del tifo algherese per i colori giallorossi, però insomma davvero quest'anno avete fatto un'impresa fin qui unica, visto che siete l'unica squadra in battuta della promozione. Ma sicuramente non si può che star bene. Ecco, è stata una stagione fantastica dall'inizio, quindi siamo contenti. Era il nostro obiettivo, quindi non ci siamo nascosti dall'inizio. Quindi era il nostro obiettivo, l'abbiamo portato a termine con 5 giornate d'anticipo. Però comunque il campionato per noi non è finito, quindi rimaniamo per quanto è possibile ancora concentrati, perché abbiamo fatto una stagione fantastica fino adesso e non avrebbe senso, sarebbe anche un po' brutto rovinarla, ecco, in queste ultime partite. Quindi per quanto è possibile cercheremo di mantenere la concentrazione e affrontare al meglio queste ultime partite. Sì, ne sa qualcosa anche l'Usinese, no? Che sabato avete sconfitto
a domicilio 3-0, insomma l'Usinese è una delle squadre più importanti del girone B di promozione da sempre, una delle squadre che con maggiori ambizioni, però hai detto bene, nel senso che l'Alghero non si è mai nascosta, o nascosto, insomma, quest'anno c'è stato ben poco da fare, una rosa stellare per dominare il campionato di eccellenza, però si è ripartiti anche da alcuni giocatori che già c'erano l'anno scorso in una retrocessione dall'eccellenza forse abbastanza impensabile all'inizio, no? Tu eri uno di quelli, perché insomma sei uno di quelli che è voluto restare ad Alghero, anche perché poi ci sei tornato dopo tanti anni in giro, anche se poi alla fine eri vicino, perché intendiamoci, tra Latte e Dolce, Ossese, Atletico Uri e tutto, eri comunque in zona, però di fatto non avevi ancora vestito la maglia dell'Alghero, e quindi ti chiedo proprio anche quanto è stato importante per te, che eri uno dei senatori, nonostante la giovane età, anche la responsabilità, no, di dover vendicare di fatto il fallimento dell'anno scorso. No, è stato un sentimento questo di rivalsa un po' comune a tutti. Tutti i ragazzi che sono rimasti l'anno scorso, molti siamo rimasti soprattutto per riscattare la stagione deludente, un po' inaspettatamente, ecco, dell'anno scorso. Quindi ci siamo messi subito a lavoro con l'idea, dobbiamo ritornare immediatamente in eccellenza per poi portare, diciamo, l'Alghero dove non merita, perché 2 anni fa si è conquistata l'eccellenza, era stata, diciamo, un grosso dispiacere per tutti, per i giocatori, per la piazza, per i tifosi, scendere in questo modo, perché come hai detto tu è stato anche inaspettato. Inizio anno, diciamo, le ambizioni probabilmente erano un po' diverse, di fare comunque una stagione positiva da protagonisti, invece purtroppo non è stato così, ma un po' in tutti c'era il desiderio, ecco, di rivalsa, di riprendersi la categoria. Sì, anche poi Luca, a testimonianza del grande livello che oramai ha raggiunto l'eccellenza sarda, cioè non che negli anni scorsi non fosse così, sia chiaro, però mi sembra da osservatore di poter dire che nelle ultime stagioni, vuoi un po' per il su e giù di alcune squadre dalla Serie D, no? Penso all'Ilva, penso allo stesso Budoni, penso anche alla Te Dolce, insomma, perché qualche stagione fa anche la Te Dolce era retrocesso dalla Serie D, era tornato in eccellenza, si è alzato un po' il livello dell'eccellenza, quello medio, ecco, diciamo così, quindi ne abbiamo parlato spesso anche con gli altri ospiti che sono venuti quest'anno, però è chiaro che una piazza come Alghero voglia, no, ambire a qualcosa di più importante, sia per il blasone e per la tradizione, ma soprattutto, permettimi, anche per la grande ambizione della nuova società che da un paio d'anni ha ripreso in mano il progetto. Sì, assolutamente. Io adesso non posso testimoniare di quest'anno sul livello dell'eccellenza, però avendolo vissuto l'anno scorso posso dire che sicuramente il livello era molto alto, anche perché poi l'anno scorso è stata una stagione un po' particolare anche rispetto a quest'anno, perché non c'erano i fuori quota, quindi sicuramente c'erano squadre, come hai detto tu, il Budoni, il Monastir, che hanno creato davvero delle corazzate, e non solo loro, e quindi sicuramente il livello si è alzato tanto. Eh, Ci sono squadre con budget importanti che quindi quando magari scendono dalla Serie D hanno, come noi quest'anno magari in promozione, hanno l'ambizione di risalire subito, quindi creando squadre così di più alto livello ovviamente si alza il livello medio del campionato. E l'Alghero adesso l'anno prossimo in eccellenza sicuramente vorremmo essere protagonisti, poi ancora è presto, comunque c'è ancora da finire quest'anno, però le ambizioni della società sono importanti, l'ho sempre detto fin da subito, quindi si vedrà, ecco. Ecco, una delle ambizioni era anche, ricordo quando avevamo fatto le prime interviste con per esempio, col presidente Andrea Pinna, ma anche con altri dirigenti, l'obiettivo anche di questa società era riportare i giocatori algheresi ad Alghero. Tu sei stato uno dei primi, di fatto, poi l'anno scorso che sono stati riportati a casa, perché ricordiamolo appunto, sei dopo tanti anni di gol alla Te Dolce, sei tornato ad Alghero, ma penso quest'anno per esempio ad Alessio Fadda che dall'Atletico Uri, da cui aveva fatto tutta la cavalcata fino alla Serie D, ci è rimasto per tanti anni, insomma, perché Alessio ha rappresentato l'Uri sempre in tutte le stagioni di Serie D. Quest'anno è tornato ad Alghero.
quindi ti chiedo, da algherese, ma insomma vale per te così come per Alessio, come per Stefano Mereu, insomma per tutti coloro che sono appunto della città, quanto sentite il peso di questi colori, di questa maglia? No, no, sicuramente lo sentiamo, se no non saremmo venuti a giocare per la nostra città. Come me, così come hai detto tu, tanti altri. Quest'anno molte partite le abbiamo giocate con 6, 7, se non di più, giocatori algheresi titolari. E penso che sia una cosa abbastanza significativa, ecco, che in altre piazze non si vede. Quindi siamo un po' tutti ragazzi che non abbiamo mai avuto la possibilità magari di giocare per la nostra maglia negli anni passati, visto che io il primo anno che ho fatto in prima squadra al Fertilia, l'anno dopo l'Alghero è sparito. Quindi coincideva proprio col mio arrivo in prima squadra a 16 anni, la sparizione dell'Alghero, così come per tanti altri. Quindi appena c'è stata la possibilità, un po' tutti abbiamo dimostrato la voglia e il desiderio di vestire la maglia ai colori della nostra città per poterli difendere, portarli soprattutto quest'anno rivalsa rispetto alla stagione deludente dell'anno scorso. Io penso che un po' il desiderio di tutti sia quello poi di continuare e continuare a vestire questi colori e portare l'Alghero più in alto possibile. E Perché comunque soprattutto, caro Luca, eh? no, no, Quindi no, vai, vai. base è importante già anche per l'anno prossimo, ecco. Quindi sicuramente molti di noi hanno questo desiderio qua. Sì, volevo dire, aggiungendo un altro tema al tuo ragionamento, e volete farlo l'anno prossimo al Mariotti, cioè tornando allo stadio di Alghero, cioè non ce ne voglia chiaramente il campo di Maria Pia, il Cucuretu, però nel senso Cioè, tra giocare in l'altro uno sta fuori, stadio ecco, vero è un'altra un'altra cosa. cosa, ecco, ecco. Quanto c'è il desiderio da parte vostra? Perché, ripeto, abbiamo parlato un po' con i dirigenti, un po' col mister, e adesso arriviamo anche a parlare del mister, ovviamente. Però, insomma, si sente veramente... Cioè, noi in ogni intervista che abbiamo fatto quest'anno ai tuoi compagni o comunque agli esponenti dell'Alghero, poi alla fine era inevitabile il riferimento al Mariotti, perché un po' è diversa la situazione rispetto allo stadio di Cagliari, perché lo stadio di Cagliari deve essere costruito, però è un tema molto caldo perché si è lì vicini quasi al traguardo, si intravede la linea finale, no? E idem spostando il ragionamento su Alghero e per il Mariotti, cioè con un'amministrazione comunale che ha detto di impegnarsi più volte per ridare lo stadio alla città. Voi quest'anno ci siete andati solo per fare qualche allenamento atletico, giusto? Correggimi se sbaglio. Sì, noi ci siamo andati nel periodo tra ottobre e novembre, diciamo quando ancora il clima era abbastanza stabile, siamo riusciti a fare qualche seduta di allenamento lì, però poi non appena è arrivato l'inverno con le piogge e tutto non è stato più possibile. Quindi è un po' sì, un pallino, diciamo, un po' di tutti, ecco, da parte della società, ma di tutti i giocatori. Non vediamo l'ora, ecco, di poter vivere Mariotti al 100%, sia per gli allenamenti ma soprattutto per le partite, perché un po' con chi parli in città, tutti dicono ma quando è che andate a giocare al Mariotti? Perché è il desiderio un po' di tutta la città. Certo, D'altronde no, e lo poi stadio della appunto città è quello. è lo stadio, hai detto bene, lo stadio, cioè non sono tanti gli stadi in Sardegna se ci Sì, pensiamo, sì, no? Per assolutamente. cui insomma anche per Alghero poter giocare nel proprio stadio cittadino è una cosa fondamentale. Io ricordo sempre l'aneddoto, cioè io ho fatto i vaccini del Covid, li ho fatti ad Anche Alghero io. perché ero lì. E ogni volta quando rientravo con la macchina, perché poi si parcheggiava, ti ricorderai, in mezzo al campo, perché l'erba Esattamente. ovviamente Non non c'è più. c'era, non c'era più, ed era una sensazione veramente, veramente alienante. Cioè, al di là di tutta la situazione generale, proprio cioè, pensare che tu stavi parcheggiando dentro il campo, dove fino a qualche anno prima si era giocata anche la serie C2, insomma, era chiaramente qualcosa di particolare. Luca, ti chiedo di Mister Giorico, algherese come te, insomma, si è voluto puntare proprio sull'algheresità doc, ecco, riportando Mauro Giorico in giallo-rosso,
ma soprattutto si è voluto puntare su un fenomeno delle panchine dello sport del calcio sardo. Insomma, non me ne vogliono i suoi colleghi, però insomma, il curriculum di Mister Giorico parla per lui. Com'è stato essere allenato ad Alghero da lui? Perché se non sbaglio tu l'avevi avuto al latte Sì, alla dolce, giusto? Dolce, sì, ho avuto 2 anni alla Latte Dolce, quindi lo conoscevo già, ma lui quest'anno è stato un tassello sicuramente fondamentale. Sin dall'inizio, quando la società ha scelto di puntare su Mister Giorico, si è capito che davvero le ambizioni erano importantissime, perché come dici tu, uno degli allenatori più vincenti del calcio sardo, quindi non poteva che essere così. E lui fin da subito, fin dalla presentazione della squadra, come ho detto, non si è nascosto, cioè, ha subito detto a tutti, non solo a noi, negli spogliatoi, ma ai microfoni davanti a tutti, che questa squadra avrebbe dovuto vincere il campionato, quindi le responsabilità erano tante, ma quindi ci ha dato soprattutto la carica, la mentalità giusta per tutte le partite cercare di vincerle, che già un pareggio sarebbe stata per noi una sconfitta, non a caso infatti siamo arrivati a una striscia di vittorie consecutive importantissime che non è facile da raggiungere in nessuna categoria, e questo è stato molto merito suo per la sua mentalità vincente, che l'ha sempre contraddistinto sicuramente. Sì, poi anche, va detto una cosa, quando ti chiama Mauro Giorico, vieni a giocare in promozione, vogliamo far risalire subito l'Alghero, cioè aggiungi tutta una serie di tasselli, no? Cioè giocare ad Alghero, giocare con Giorico, vincere la promozione, alla fine no, è stato semplice. Beh, per te Sì, immagino ma di sì, perché insomma appunto sì, una volta sì. che è ritornato in Ma città, anche però anche per immagino gli per, altri. per molti sia stato un aspetto assolutamente fondamentale, come dicevo all'inizio, è stato proprio il tassello fondamentale all'inizio, perché i giocatori gli vogliono bene, lo seguono e quindi sono disposti a fare un po' tutto, ecco, per lui, quindi anche scendere magari in categorie che non gli competono, perché per molti è stato così, è stato solo un anno di passaggio per poi ritornare subito in eccellenza. Ecco, ti chiedo un po' invece dei compagni di squadra, prima di chiedere della tua stagione nello specifico. A parte che in attacco eravate, cioè fuori categoria ovviamente, perché tra te, Alessio Virdis, gli altri ragazzi, Nino Marra, insomma tutti anche i giovani, però poi avete trovato uno che di mestiere faceva il difensore, che è venuto in Italia a giocare a Budoni, che avete messo a centrocampo e che è diventato praticamente il dominatore sotto porta in promozione. Parlo ovviamente di Diego Barbosa, uruguaiano, che tra l'altro abbiamo anche sentito qualche settimana fa, perché ci aveva presentato poi lui al Barrassin, l'ultimo acquisto del Cagliari sul mercato, perché lui aveva giocato con il fratello e anche con lui in qualche modo, perché lui era nelle giovanili al Wanderers di Montevideo. E com'è Diego? Perché noi l'abbiamo visto chiaramente estremamente umile, nonostante uno che appunto è arrivato, ha fatto 20, quando abbiamo intervistato noi era 25 gol, ora è arrivato a oltre 30, però dico, com'è sapere di poter contare su un giocatore così ogni partita? Un ragazzo che quest'anno ha dimostrato di essere totalmente fuori categoria, ma diciamo non c'erano dubbi, visto la sua carriera passata. Soprattutto quello che lo caratterizza tantissimo è la sua fame, nel senso in ogni allenamento, in ogni partita ha una determinazione incredibile. Vuole sempre fare gol, arrivare, vincere. E quello lo caratterizza molto, è quello che penso gli abbia fatto fare la carriera che ha fatto. Quest'anno per noi è stato assolutamente determinante, soprattutto nel gioco aereo. Davvero mai visto un giocatore del genere, con un tempismo, con il tempismo di inserimento, con uno stacco aereo impressionante. Non a caso ha fatto la maggior parte dei gol di testa, ma poi, come ho detto prima, proprio la fame su ogni pallone, dava il massimo, il 100%, sia in allenamento che in partita. E questo infatti ha fatto arrivare a, mi sembra, 36-38 gol. Adesso ho perso anche un Sì. po' il conto perché siamo a numeri pazzeschi. Sì. Ingiocabile, Diego, dal punto di vista dei numeri. E in generale, invece, ti chiedo un po' dei giovani, perché uno dei punti di forza dell'Alghero è sempre stato il settore giovanile, soprattutto in questi anni. Ricordiamo anche la collaborazione con il Cagliari, che ha il centro di formazione proprio ad Alghero. Ricordo l'anno scorso, per esempio, la scelta, tu l'hai detto prima, no? L'anno scorso non c'erano i fuori quota per obbligo in eccellenza, invece l'Alghero puntava
ugualmente sui propri giocatori, sui talenti del vivaio. E soprattutto in questo finale di stagione, poi molti si stanno mettendo un po' in evidenza, visto anche magari un po' più di spazio per altri. Tu che sei un po' il collante, perché non sei grandissimo, però non sei neanche più giovanissimo, no? Cioè, come li vedi inseriti? No, ma come dici tu, sicuramente l'Alghero ha un punto di forza importante che è il settore giovanile, perché saranno tanti giovani pronti, ecco, per dare una mano alla prima squadra, essere protagonisti, a partire da Paolo Pinna, ma lui è solo uno dei tanti che dimostra che può davvero essere protagonista. Quindi i giovani sono di buon livello, ne abbiamo tanti, abbiamo dimostrato, perché comunque hanno giocato diversi, ecco, non sempre gli stessi, per dire, devono giocare due fuori quota, hai quei due e gli altri non vedono mai il campo. Noi comunque ne abbiamo 6 o 7 che hanno giocato partita da titolare e hanno fatto tutti ottime prestazioni. Quindi l'Alghero, come ho detto, è stato bravo come società a puntare in primis sul settore giovanile, perché secondo me è fondamentale avere già una base di giovani che poi in futuro possono far parte della prima squadra e non invece ogni anno magari dover andare a cercare quella dei tasselli fondamentali, perché comunque i fuori quota sono comunque tasselli fondamentali della squadra. Quindi la gara da quel punto di vista penso che sia messa assolutamente bene. Invece chiedo l'ultima per te, insomma, prima poi di andare anche sulla prossima partita, sulla tua stagione, perché magari hai fatto qualche gol in meno rispetto agli altri anni, ma tanto lavoro per la squadra, no? Come la giudichi la tua annata? Sì, sì, Non è mai sicuramente. facile dare un giudizio sulla propria stagione, No, però no, insomma. no, però sì, io sono contento ovviamente dell'andata di squadra, la mia personale non posso essere soddisfatta al 100%, perché come dici tu, per un attaccante i numeri sono fondamentali e quest'anno non sono stati fantastici. Poi è stata una stagione un po' difficile, perché comunque ho saltato alla fine 2 mesi per un infortunio, se non di più, ecco, perché sono stato fermo 2 mesi, ma nel mezzo me lo sono trascinato perché ho avuto uno stiramento al gemello, sia mediale che laterale. Quindi da dicembre fino ad oggi, perché sono rientrato titolare nell'ultima partita, è stata una stagione un po' complicata e mi è dispiaciuto, ecco, perché avrei voluto essere protagonista, magari lo sono stato assolutamente, ma comunque quando hai una stagione un po' dal punto di vista fisico non perfetta, sicuramente non la vivi, ecco, allo stesso modo, però spero che comunque per un calciatore diciamo anche normale, ecco, capita un po' a tutti, stagioni un po' più difficili e spero che comunque sia passato, dai, poi pensiamo all'anno prossimo. Speriamo, Esatto. dai, dai. Diciamo che tanto, guarda, cioè, sto guardando adesso i numeri, 84 punti in 30 partite, 95 gol fatti, 20 subiti, 27 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte. Direi che i tuoi compagni, insomma, ti hanno Sì, sì, anche sì. permesso di recuperare, diciamo così, dai. Ti è Assolutamente. andata bene e soprattutto ti sei, tra virgolette, conservato per l'anno prossimo, perché appunto adesso Sì, c'è sì, una sì. nuova stagione di eccellenza da portare avanti, da programmare, perché poi già queste settimane, queste ultime partite sicuramente saranno fondamentali anche per capire poi chi del progetto attuale potrà fare parte di quello della stagione prossima. Abbiamo parlato col tuo compagno Felipe Roccuzzo qualche giorno fa e ci ha detto siamo pronti per recitare un ruolo da protagonisti anche in eccellenza, soprattutto imparando anche dalla lezione dell'anno scorso. Tu come la vedi la prossima annata? Assolutamente, come ho detto prima, secondo me ad Alghero c'è già una base importante di giocatori di categoria superiore, di eccellenza, ma anche giocatori che hanno stabilmente calcato i campi di Serie D, quindi la base è importante, adesso sarà diciamo un po' al mister, allo staff, alla società, magari pensare a dei tasselli per comunque completare la rosa, ma io penso che l'Alghero assolutamente possa essere protagonista l'anno prossimo, perché come ho detto la squadra è già importante quest'anno, e quindi con i tasselli giusti sicuramente l'ambizione della società è quella di essere protagonisti. E poi magari al Mariotti, ovviamente, perché questo è Certo, l'altro, l'altro quello obiettivo, perché assolutamente. insomma giocare l'eccellenza, tornare in eccellenza al Mariotti sarebbe un bel biglietto da visita in generale. Sì, Luca, sì. grazie davvero di essere stato Grazie con noi mille. stamattina, di averci dedicato del tempo. Cosa fa l'Italia stasera?
Attenzione. Ah, non mi voglio Attenzione. sbilanciare, però dai, io spero con tutto me stesso che vinca, perché io l'ultimo mondiale che ho visto avevo 16 anni e Ecco. vorrei, ecco, godermelo. Ne ho 28 adesso, quindi lasciamo un po'. Direi che insomma ne è passato di tempo, ne è passato Sì, anche troppo di tempo, per cui... esatto. Luca, grazie davvero, ci Grazie a vediamo voi, presto davvero. in campo, un abbraccio, in bocca al lupo. Grazie mille, Ciao grazie Luca, mille. grazie. Ciao. Ciao ciao. Ciao. E ringraziamo Eccoci ovviamente qua. anche l'Alghero Calcio, con cui quest'anno insomma, abbiamo messo in piedi una bella sinergia di comunicazione che insomma, ci ha fatto piacere, perché ripeto, poi anche tornando un po' a quello che dicevamo ieri, no? È bello raccontare non sempre soltanto le cose brutte del calcio, ma anche quelle belle. Non solo quelle belle, perché non sarebbe un racconto come dire, globale, ecco, totalizzante. Però ci piace anche raccontare il calcio sardo che funziona. Sicuramente l'Alghero quest'anno ha dimostrato di esserlo, quindi davvero grazie ancora alla disponibilità alla società catalana, visto che poi insomma, io frequento, come ben sapete, la città catalana, insomma sono anche ben contento di poter dare spazio a quella che è la mia seconda città. E per rispondere al volo a Pierpid, che ci chiede del tennis, che vuole segnalare che dal 3 al 12 aprile a Cagliari si svolgerà un torneo di tennis giovanile dove parteciperanno anche promesse sarde. Pierpid, ne abbiamo parlato proprio ieri. Tu ieri forse non ti sei collegato, Non è arrivata ma la se ti notifica recuperi... ieri. Esatto, se ti Ecco. recuperi la puntata di ieri, con noi c'era Bubu Melis, il direttore sportivo proprio del torneo, cioè del Circolo Generale Rossi, quindi dove si terrà il Super Next Gen di tennis. Tra l'altro domani ci sarà anche la conferenza stampa, lo ricordiamo, alle ore 11 a Palazzo Doglio. Come siamo abbastanza coinvolti anche in questa nuova avventura, ci fa sempre piacere ricordarlo. Quindi, caro Pierpid, poi come finisce questa puntata, torna Recuperati quella di torna ieri. indietro sul canale nostro, sul canale di 131, e ti recuperi la diretta di ieri, perché appunto abbiamo parlato abbastanza diffusamente del tennis in Sardegna, prendendo spunto chiaramente dal torneo giovanile fino al torneo, ricordiamolo, poi all'ATP 175 Challenger del Tennis Club di Cagliari, che insomma non vediamo l'ora di conoscere anche chi saranno, cioè quali saranno i partecipanti di questa edizione, ricordando che nell'ultima la finale fu tra Musetti e Navone. Insomma, pensare che Musetti è arrivato dal perdere la finale di Cagliari a essere insomma uno dei top 10 stabilmente, insomma è una bella roba. E poi ci sono, soprattutto, non vediamo l'ora, non so se Stefano ci sta seguendo, però ci sono tutti gli amici e i compagni di Luca al tennis club, che sono i pavoni, ovviamente, quindi che girano nei campi di allenamento. Ma dove vuole arrivare? Volevo capire dove volesse arrivare. Stavo aspettando al varco. I pavoni. Io ho una foto su Instagram appunto di un pavone nel campo. Allora, non ci sarà Diablo intanto. Aspetta. Vi annuncio Perché perché ha non avuto... prende? Non lo so, perché ha avuto un contrattempo, quindi lo recupereremo credo settimana prossima, perché poi anche domani sarà una bella giornata campale e magari ne parliamo a breve. E salutiamo gli amici del Sassarese Medio, parlando di cose brutte, siete pessimisti in vista di Italia-Bosnia, ma io ripeto... Indifferente. Ridico quello che ho detto prima, cioè credo che l'Italia debba necessariamente pensare a se stessa, così come il Cagliari, così come la Dinamo, così come la Torres, visto che insomma, parliamo di tutte squadre che stanno lottando in questo momento per salvarsi. Quella dell'Italia non è una salvezza, ma quasi. I valori sono superiori a quelli della Bosnia, così come i valori della Torres sono estremamente superiori a quelli delle squadre con cui in questo momento si sta giocando i play-out, ci sta giocando insomma, la salvezza o il post play-out, per capirci, ma insomma ci siamo capiti. Ma pure la Dinamo,
perché poi alla fine della Dinamo abbiamo parlato in questi giorni, ma c'è una situazione tutt'altro che leggera, ecco, al Palassera di Migni. Io ero lì domenica, ho assistito a questa sconfitta inopinata contro Treviso, una partita buttata veramente al water, per usare un'espressione edulcorata, contro una squadra sicuramente tosta fisicamente, tosta a livello di intensità, però quella parità, aver perso quella partita prendendo 108 punti peraltro, di cui 32 nell'ultimo quarto, è stata una roba indecente. Per cui, insomma, ripeto, spero che tutte le squadre sarde si salvino, dalla Serie A alla Serie D di calcio, la Dinamo, via dicendo. Chi ha un obiettivo lo porti avanti, ma per esempio come la Raimond nella pallamano non sarà semplice vincere lo scudetto, perché lo sappiamo, però l'importante è lottare fino all'ultimo, cercando di farcela, perché poi quello è lo spirito principale dello sport, così come spero che stasera l'Italia si possa lecitamente qualificare, perché, ripeto, guardate, io oramai faccio questo lavoro da 17 anni. Ho visto cambiare anche il modo di raccontare questo sport, questi eventi in mille modi, e sinceramente non voglio domani leggere su giornali, siti, TV, psicodramma, tutto da rifare. No, mi sono stufato. Mi sono rotto. Sì, stavo per dire, Cosiddetti. mi sono stufato, quindi Appunto, quindi spero basta che ci vincere sia, stasera, il problema non c'è. appunto, Perché altrimenti sappiamo già. spero che i giocatori riescano i giocatori, Gattuso, insomma, tutti i protagonisti, ecco, riescano a fare quello che devono fare. Esatto. Poi le squadre balcaniche, abbiamo visto, non portano benissimo all'Italia, visto quello che era successo con la Macedonia del Nord. Che era peggio, possiamo dirlo? Quella era peggio. Sì, perché poi eri in Tra casa, quindi l'altro, insomma una situazione all'ultimo abbastanza... secondo. Sai, magari stavolta con un allenatore che comunque è abbastanza sanguigno, in una situazione già di per sé più difficile, magari sarà il momento di tirare fuori anche gli attributi. Sassasino dice 1-0 gol di Dzeko sul pronostico, perché di solito non ci prende mai, è per quello, quindi lo sta facendo in maniera scaramantica. Io invece ho preso, vi ricorderete, ho preso il pronostico della Torres, perché io ho detto venerdì sera, ho detto vince 3-1 e ha vinto 3-1, vedi, che lo conosciamo, quindi è tutta una strategia di cucurrismi vari, capito? Tutta una roba studiata varie. esatto, una roba studiata. Tracada dice: dite che il nostro riuscirà a fare una gara del suo livello, a vedere se gliela fanno fare, se parliamo di palestra ovviamente. Presumo di sì. Tra l'altro aggiungo l'altra notizia, siamo usciti credo poco fa, ci saranno anche Giulini e Nicola Riva a Zenica, che poi riporteranno a Cagliari, insomma riaccompagneranno, ecco, a Cagliari Palestra e Caprile, perché chiaramente insomma da domani poi bisogna subito pensare alla gara di sabato contro il Sassuolo, e quindi insomma questa è l'ultima notizia e vanno che è a uscita. prendere, venite che esatto. venite subito, andiamo. Di fatto, vi faccio tornare in serata. Così. Intendevo Barella, messaggio scritto in fretta. Anche il nostro Barella, la speranza è quella. Io leggevo ieri, mi pare, sulla Gazzetta, intervista a Tardelli, che da molti, insomma, è sempre stato accostato, o meglio, Barella è stato accostato a Tardelli. E anche Tardelli diceva: anch'io ho passato anche in nazionale, insomma, un momento di appannamento, un po' come quello che sta passando in questo momento Barella nell'Inter, e ha detto: però io lì trovai un grandissimo appoggio
incondizionato di fatto di Bearzot, che era chiaramente il CT dell'epoca, e grazie a questo, e anche grazie a questo, poi alla fine è stato più facile per me, insomma, ripartire. Poi è arrivato il mondiale, vinto, bla bla bla, l'urlo e tutto. E io ripeto, stasera sinceramente mi aspetto una partita molto brutta, ve lo dico, Ecco, molto vabbè. brutta, Calcio, molto calcio spigolosa. champagne stasera, Sì, una sicuro. partita sudamericana a livello Sì. di garra, però, no? Cioè di quella situazione lì Uno stadietto non sarà caldo, facile. piccolo, compatto. Sì, esatto, non sarà facile da quel punto di vista, però io continuo a pensare che in Galles sarebbe stato peggio. Sì, Ma non sì, a tanto livello per ambientale. per il valore della Bosnia e No, no, quant'altro, ambientale. però, D'accordo. cioè, e comunque la Bosnia è una squadra che devi provare ad ammazzare nel primo tempo, perché se gli dai spazio, poi, ecco, l'Italia dovrà essere brava a vincere in 90 minuti, non portarla alle lunghe, cercare di sbloccarla subito e provare a trovare il raddoppio, un po' quello che non riesce al Cagliari di Pisacane, ecco, tanto per capirci, insomma, per fare un esempio a noi vicino, no? Insomma, provare a segnare subito e indirizzare immediatamente la partita, costringerli a dover provare a recuperare e provare a punirli magari in ripartenza con Ken, con lo stesso Retegui, che è un altro giocatore che poi in ripartenza da quel punto di vista. È chiaro che sarà, credo, una partita in cui la Bosnia farà quello che deve fare, cioè è chiaro che se la mette a livello tecnico probabilmente non ha gli stessi valori dell'Italia, e quindi la metterà sul fisico, la metterà sulla cattiveria, la metterà sullo sporcare palloni e tutto, per cui, ripeto, vedremo stasera, poi commenteremo domani chiaramente anche il risultato della partita di stasera. Però dicevamo, Luca, Di domani. esatto, perché domani è una Domani è una giornata partita molto calda. Intanto, come hai giustamente ricordato tu prima, alle 4 c'è l'allenamento aperto del Cagliari di Pisacane ad Assemini, quindi lo avevamo vagheggiato in qualche modo, no? Negli scorsi giorni. Alla fine è andata così. Mi sembra la cosa più giusta, ecco, cioè nel momento di maggiore bisogno è giusto che il Cagliari si prenda anche l'abbraccio dei propri tifosi, che sicuramente non saranno soddisfatti dopo le ultime settimane, dopo gli ultimi risultati, ma il Cagliari è chiamato a ripartire necessariamente, cioè non ci sono alternative. Non si può più navigare a vista. I bonus che potevi avere li hai consumati tutti, li hai sprecati tutti, pertanto ora sei costretto a ripartire, sei costretto a vincere, sei costretto a fare il risultato già da Sassuolo. Ieri ho visto il video di Mattia, di Matle Celso, e su un punto sono molto d'accordo, cioè, infatti l'ho anche detto, se vi ricordate, nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, la partita è quella di Sassuolo, cioè quella di Reggio con il Sassuolo, ancora più che quella con la Cremonese, perché tu con il Sassuolo devi dare una risposta, devi far vedere che ci sei mentalmente, fisicamente, a livello di cattiveria, a livello di concentrazione, di attenzione, perché quella è la partita. Poi con la Cremonese ci pensi dopo, ma pensare a sfangare la partita con il Sassuolo in vista della Cremonese è l'errore più grave che questa squadra potrebbe compiere. Vero, Ma non peraltro, perché ha dimostrato quest'anno, soprattutto nell'ultimo periodo, di non essere in grado di gestire. Perché la sconfitta di Pisa ti dimostra che questa è una squadra incapace di gestire. Detto che anche la partita dell'andata ha dimostrato comunque la netta differenza tra le due squadre. Non sarà per niente semplice la partita di Sassuolo. Al di là non che sarà Sassuolo semplice, salvo, però tu anche all'andata, come hai perso? Anche in quel caso avevi fatto dei regali
Sì, vabbè, era il periodo in cui c'erano i regali. Vabbè, era il periodo che è ritornato, perché i regali li stai facendo anche adesso. Eh. Se andiamo a Poi contare contro il Sassuolo gol, all'andata, se ti ricordi, c'era la formazione senza Luperto, senza Mina, cioè mancavano un po' tutti i vero? titolari, no? Era il post Vero. Verona Sassuolo, quindi Dopo il insomma, 2-2, sì, sì. eh. Dopo il Pertanto, 2-2. ripeto, credo che a Sassuolo, poi l'ha detto ieri Giuseppe Boi, perché c'eravamo entrambi quando il Cagliari si è salvato, il Cagliari di Ranieri si è salvato là, cioè, comunque quello è uno dei pochi stadi d'Italia in cui oramai puoi fare la differenza anche in trasferta con la tifoseria, perché io sono straconvinto che quella partita, gli assist per i 2 gol di Prati, anche se poi la palla c'è sul rigore, però nel senso, gli assist li hanno fatti 4.000 che erano lì nel settore ospiti, che non a caso cioè i 2 gol sono arrivati nel secondo tempo quando il Cagliari era attaccato sotto il Sotto settore la ospiti. curva, sì, sì. Vero. Assolutamente. Quindi questo è certamente una delle chiavi della partita di sabato, contro una squadra che gioca benissimo, tutto quello che volete, ma è un'altra squadra che comunque sfrutta il blocco basso per poi ripartire, perché tutte le grandi partite che ha Assolutamente, fatto sì, contro sì. le grandi le ha fatte esattamente in questo modo. Beh, se lo Sassuolo può batte permettere 3-0 là davanti, l'Atalanta, certo, batte 3-0 l'Atalanta come? Chiudendosi e ripartendo. Sì, Finito. sì. Non c'è Finita la molto partita, da, è da vero. girarci, da girarci intorno. Parlo della partita di andata, Sì, sì. quella a Bergamo, che poi se non sbaglio fu quella partita fatale a Juric, perché mi pare che venne esonerato dopo quella partita. Se non erro, se non forse sì, erro, perché forse era il punto più basso dell'Atalanta. Mi pare di adesso non sì, però non ricordo, ne però sono non so, sicuro. se non è quella era Il periodo era lo hanno quello esonerato comunque. qualche partita dopo, esatto. E il vero problema è, come dice giustamente il saggio Tracadda, con Mai cui sapete, banale. spesso mi trovo molto d'accordo con quello che scrive. Il problema è che ora non si creano più occasioni da gol in numero sufficiente, quindi è quello che il Cagliari deve provare a sbloccare. Io mi aspetto un Cagliari diverso contro il Sassuolo. Mi aspetto un Cagliari in grado di fare la differenza anche davanti, eh, anche a costo di rinunciare a Foloruncio, magari mettendo un centrocampo con Gaetano, Mazzitelli e De Iola, con Esposito, Palestra e Chilixoi lì davanti. Credo che sia questa la formazione ideale, ok? Con appunto Foloruncio pronto a entrare dalla panchina, a fare male al Sassuolo quando serve, a gara in corso, e poi vedere anche gli altri ragazzi, insomma, tutti i vari giovani, baldi giovani, perché col Sassuolo puoi giocartela, perché comunque è una squadra che lascia anche spazi. È vero che si difende e riparte, però comunque c'è anche, c'è anche spazio, c'è anche tanto spazio per Bravo. provare a fare male. Ti ricordavi Bravo cosa. bene. Ti ricordavi bene. Era Mi l'ultima hanno partita di cacciato Juric. dopo, Sì, sì. infatti, mi Perché ricordavo. poi giocava a Napoli contro il Napoli. E quella settimana ci fu l'esordio di Palladino. Perse contro il Napoli, poi vinse in Champions contro l'Eintracht. Bene. E niente, Ricordavi quindi, e bene. quindi Bravo. così. Quindi così, ripeto, spero che ci sia la possibilità di vedere un Cagliari diverso rispetto a quelle che sono state le ultime Beh, anche partite. perché se non cambia, non cambia il trend, c'è poco da fare. Qui Certo, ormai i bonus, come abbiamo detto 1500 volte, sono finiti. È ovvio che il Cagliari deve cambiare, soprattutto a livello mentale, quel famoso click mentale che deve fare per giocare queste ultime 8 partite, eh, dove deve necessariamente fare i punti, anche perché ricordiamolo, 2 punti nelle ultime 7 partite, è la squadra che ha fatto meno punti delle 20 di Serie A. Purtroppo questo è il dato e si parte sempre dai dati per poter anche analizzare le partite. Poi vedi comunque il Cagliari, come giustamente ha detto Takada, anche a livello offensivo
è decisamente calato, quindi se tu prendi gol per disattenzioni, se non riesci a segnare, va da sé che vengono spiegati 2 punti in 7 partite, con 2 partite, e ritorniamo sempre al solito discorso, 2 partite, 2 scontri diretti contro Lecce e dico soprattutto Pisa perché mentre il Lecce comunque è una squadra che in qualche maniera gioca, il Pisa non era una squadra che stava avendo, sì, giocava, ma a livello offensivo non creava problemi. Ne ha fatto 3. Una squadra, ripeto, ne aveva fatto 4 nelle prime 14 in casa, e lì vuol dire che se proprio c'è stato il cortocircuito. Ecco, io penso e spero che il cortocircuito, quindi il punto più basso, a una discesa corrisponde sempre a una risalita. Il Cagliari adesso deve assolutamente cambiare trend, necessariamente, perché altrimenti butti tutto quello che hai fatto a livello di classifica nelle prime 30 giornate. E purtroppo è capitato a tante altre squadre, che facevano comunque un campionato decente e poi crollo nel finale. Sarebbe un peccato, per tanti motivi. Ovviamente, ovviamente. Poi vabbè, bisognerà anche vedere poi la reale forza anche delle rivali, perché poi adesso qua si sta dando per scontato che la Cremonese si salvi in tromba No, 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 o no, che il no, Lecce le vinca assolutamente. tutte, quindi insomma Hai bisognerà 3 poi punti anche di capire. vantaggio. Hai 3 punti di vantaggio. No, ma Questo. al di là di quello, io credo che non devi pensare al vantaggio, alla situazione, no, ripeto, perché questa squadra non può adagiarsi su Si è già situazioni di adagiata. vantaggio, Questo è il problema. appunto, non può più Quindi adesso adagiarsi, deve quindi rialzarsi. si deve per forza rialzare, non puoi, non sei in una situazione in cui puoi gestire niente. Quindi devi pensare a fare punti, a rimettere un po' di sale in zucca, ecco, anche da quel punto di vista, e basta. Perché tanto a questo punto, ripeto, ti sei messo in una condizione in cui sei costretto, perché sei costretto a fare punti. Finito. Non ce ne sono, non ci sono alternative. Quindi Rispondendo alla questo è. domanda di Nepes, io non sono assolutamente d'accordo che era uguale a quel Cagliari. Quella stagione era completamente diversa, quindi non vedo nessun punto di incontro rispetto a quel Cagliari. Un Cagliari che in quell'anno fece male da sempre, cambiò tanti allenatori, tante situazioni eh, interne anche, che comunque davano delle problematiche. Quest'anno sì, ci può essere stata qualche problematica, magari anche interna, ma i presupposti completamente diversi. Io penso, sul discorso l'abbiamo detto, ti sei adagiato dopo il 4-0 al Verona, paghi anche comunque l'inesperienza da parte dei giovani, magari anche dello stesso Pisacane, che comunque sono situazioni nuove. Tu non puoi sapere come reagisci a una situazione nuova, ti ci devi trovare, se sbagli hai capito quale può essere l'errore, e la partita successiva per dimostrare che il Cagliari comunque non è una squadra che meriti di andare in Serie B. Queste sono state 2 settimane importanti, perché comunque almeno non si è giocato, non ha avuto, quanti ne ha? 5 non hanno giocato, 5 giocatori mancavano, quindi comunque hai la maggior parte della rosa e hai la Sì, di cui uno possibilità che di non ha, fare. ha giocato 0 minuti. Sulemana non mi ricordo se aveva giocato nella prima partita, devo essere sincero. Non No, sono ma magari che non molto avevi lì in sul quelle pezzo. 2 settimane lì al campo di allenamento, ecco. Detto che comunque Ah, perché abbiamo avuto 3 giorni di riposo, se non sbaglio, perché abbiamo avuto sabato, domenica e lunedì. No, venerdì, sabato e domenica mi pare. Però al di là di questo, Austria-Ghana. Sì, comunque Austria-Ghana ha erano caglie giocato 20 completamente diverse. minuti. Vabbè, quindi Ha figurati. giocato 20 minuti più recu perché è entrato al 69esimo, quindi Sulemana. Per cui, vabbè, so, quello vedremo, ripeto. Poi, invece, per quanto riguarda lo stadio, per chiudere poi così, domani appunto sarà una giornata fondamentale perché alle 11 in comune ci sarà l'incontro tra tutte le varie delegazioni, le varie parti in causa, quindi il Cagliari, Costim, ovviamente il comune e l'UEFA, quindi i rappresentanti dell'UEFA e credo anche della FIGC, quindi da Michele Uva in giù,
per capire se effettivamente c'è ancora la possibilità che questi benedetti lavori di demolizione del Sant'Elia, che sono la prima parte poi dell'iter di costruzione del nuovo stadio, finalmente partiranno a giugno, anche perché, signori, giugno è tra 2 mesi, Sì. perché domani è 1 aprile. Così. Cioè, giusto per giusto per ricordare che non è che siano tutti questi tempi, perché poi le cose le devi anche istruire, le cose a livello burocratico e formale vanno istruite, devi dare la possibilità a tutti di partecipare e quant'altro. E quindi di mattina ci sarà questo incontro, vedremo se ci saranno magari anche ci sarà qualche rappresentante della quota americana, diciamo così, di proprietà, quindi magari da Maurizio Fiori e gli altri. Mentre alle 18 ci sarà il dibattito in Consiglio Comunale e lì prevediamo l'ok Corral, perché veramente, insomma, credo che sarà un dibattito all'ultimo sangue. Vedremo un po' come andrà a finire. Vedremo come andrà a finire e cosa effettivamente uscirà fuori un po' da questa vicenda che, insomma, negli ultimi giorni sta assumendo contorni che lecitamente preoccupano la tifoseria, perché insomma si è passati in pochi mesi dal lo stadio si fa, stiamo partendo, al no, fermi un attimo che bisogna mettersi d'accordo su tutti gli ultimi dettagli, quindi vedremo. Io ripeto, continuo a essere fiducioso, poi magari domani mattina ci dicono che salta tutto, e quindi in ogni caso noi vi racconteremo tutto, ecco, qualunque sia l'esito di tutta questa vicenda. Va bene? Perfetto. Abbiamo fatto un recap, ricordiamo ancora una volta il Fantacalcio, quindi gli abbonati hanno 5 cambi, fatevi i vostri calcoli. Qualcuno me l'ha mandato, poi... altri no, però esatto. Si può aspettare ancora. Io ancora non ti ho mandato niente, tornata, perché sto aspettando che finiscano oggi, completamente le nazionali. Oggi e domani, tanto c'è tempo. Esatto. E nulla. Quindi questo è. Ci vediamo domani alle 10 con Buongiorno 131. Vi racconteremo appunto tutti gli ultimi sviluppi di questo martedì caliente. 1 aprile. Esatto. Sperando di non trovare pesci d'aprile. Esatto, speriamo. Va bene, grazie a tutti ragazzi, buona giornata. Ciao. Ciao chat e mandiamo sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva.
speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.